Antonio Tomezzoli, presidente del Consorzio Veronese di Bonifica. Scipione l'Africano, Caronte, ora Minosse pongono il problema del cambiamento climatico. Cosa possono fare i consorzi di bonifica per una gestione più efficiente delle risorse idriche? Effettivamente questo cambio climatico è sotto gli occhi di tutti, grandi piovosità assieme a grandi siccità. I consorzi di bonifica sono gli unici enti territoriali che possono fare qualcosa per cercare di attutire questi disagi. Da una parte devono cercare di realizzare bacini di laminazione per evitare le piene e quindi limitare i danni. Dall'altra parte in periodi come questi devono cercare di fare il possibile per ridurre l'utilizzazione dell'acqua in agricoltura attraverso riconversione di sistemi di irrigazione, cosa che il Consorzio Veronese sta facendo. Con che sistemi? Sono sistemi legati a dei satellitari, dei software particolari che danno indicazioni dirette agli agricoltori sulla base delle culture che hanno e dei dati di evapotranspirazione, quanto devono irrigare e in che maniera. Poi i consorzi debbono anche riuscire a ricaricare queste falde che eventualmente avrebbero meno apporto d'acqua da parte di questi sistemi di irrigazione che limiterebbero un pochino la distribuzione dell'acqua. Il Consorzio sta cercando di studiare anche questo tipo di interventi nel nostro territorio veronese, ci vorrà qualche tempo ma abbiamo già individuato alcune aree interessanti.